Salve a tutti, vediamo come si fa la scomposizione in numeri primi. Intanto i numeri primi sono quelli che sono divisibili solo con 1 o con se stessi. Proviamo ad elencarne alcuni. 1 non è considerato numero primo, vediamo fra poco perché. Si incomincia col 2, 2 è numero primo, poi anche 3. Poi dobbiamo guardare solo i dispari, perché i pari sono divisibili con 2. 2 è l'unico numero primo pari, l'unica eccezione. Allora vediamo: 5 sì, 7 sì, 9 no perché è 3 per 3, 11 sì, 13, 15 no perché 3 per 5, 17, 19, insomma poi va avanti all'infinito. Allora adesso proviamo a utilizzarli per scomporre il numero 252. Si comincia nell'ordine, usando i numeri primi nell'ordine, quindi magari potete anche scriverveli se non li avete bene in mente. Quindi si comincia col 2 se il numero è divisibile con 2, se no si incomincia col successivo oppure col successivo e così avanti. Allora dividiamo con 2 perché questo è pari e divisibile con 2. Facciamo a mente 252, ad esempio si può fare così: 240 più 12, quindi 240 diviso 2 più 12 diviso 2. Quindi 126. Adesso possiamo ancora dividere con 2 perché è pari. 120 diviso 2 più 6 diviso 2, 63. Adesso 63 dispari non si può dividere con 2, si può dividere con 3 evidentemente. Comunque c'è una regola: si sommano le cifre. Questa regola funziona per la divisibilità con 3 o con 9, non con gli altri numeri. Si sommano le cifre, 6 più 3 fa 9 e quindi questo numero è divisibile con 9 anche, e anche con 3, perché 9 è divisibile con 3 e con 9. Comunque vabbè, qua possiamo fare 60 diviso 3 più 3 diviso 3 è 21. Adesso 21 è 3 per 7, insomma possiamo ancora dividere con 3, qua otteniamo 7, 7 è proprio uno dei numeri primi, 7 diviso 7 fa 1. Quindi abbiamo scomposto 252 è uguale, sarebbe 2 per 2 per 3 per 3 per 7. Scriviamolo con le potenze: 2 alla seconda per 3 alla seconda per 7. E adesso scomponiamo ancora un numero: 275. Allora, non è pari, non si può dividere con 2, si può dividere con 3. Proviamo: 2 più 7 fa 9, 9 più 5 fa 14, no, 14 non è divisibile né con 3 né con 9, no, non è divisibile con 3. Con 5 evidentemente lo sarà. Comunque, sì, che qua termina in 5. Allora, per dividere con 5 ho anche un trucchetto. Noi per dividere un numero con 5 cosa facciamo? Lo dividiamo con 10 e lo raddoppiamo. Dividendolo con 10 viene 27,5. Adesso dobbiamo raddoppiare. 7,5, il doppio è 15, il doppio di 20 è 40, perché partivamo da 27,5. 40 più 15, 55. 55 anche è 5 per 11, allora se lo dividiamo con 5 otteniamo 11. 11 è un numero primo, dividiamo con 11 è uguale a 1. Quindi 275 è uguale 5 alla seconda per 11. Ecco, e adesso ancora quello: perché 1 non è considerato numero primo? Perché è utile, perché noi diciamo che un numero si può scomporre come prodotto di numeri primi in un modo unico, in un solo modo. Se noi introducessimo anche 1 si potrebbe mettere nella scomposizione, volendo si potrebbe scrivere 1 per 5 alla seconda per 11, però 1 è uguale anche a 1 alla seconda, 1 alla decima, 1 alla ventesima, fa sempre 1 e quindi non sarebbe determinato l'esponente di 1, e quindi questo intanto non serve, comunque ci farebbe in modo che la scomposizione non sarebbe più unica, quindi 1 non viene considerato numero primo. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.